Viaggiatore. La scomparsa di Samira da Stanghella, il marito sarebbe in fuga all'estero, dalla Spagna starebbe cercando di raggiungere il Marocco, ha effettuato una chiamata da Barcellona, poi il silenzio. Ha salvato la vita a un bimbo di 6 anni veronese su una seggiovia in Trentino, il racconto del medico Michele Pagliaro, dermatologo a Treviso, eroe per un giorno. È arrivato il nulla osta della procura sulla sepoltura del bambino di 5 mesi morto a seguito degli scossoni violenti, mercoledì funerali a Mestrino. A Rosolina, il presepe parrocchiale dedicato a Giorgio, il neonato abbandonato davanti al cimitero 8 mesi fa, mentre l'infermiera che lo salvò è mamma da pochi giorni. 64enne di Macerata stroncato da un malore dopo aver litigato con il ladro della bici del figlio. Il ragazzo racconta quei drammatici momenti e chiede aiuto: sono rimasto solo. Dopo il comune di Dolo, anche quello di Mira dice la sua sull'aumento del pedaggio autostradale Padova Est-Venezia e chiede un tavolo in regione. Disavventura per una pensionata padovana di 83 anni che si è ritrovata davanti a un malintenzionato quando ha cercato di strapparle la catenina, gli ha morso un dito mettendolo in fuga. La storia di Mina, anziana di Este, guarita dal cancro dopo quell'esperienza, è diventata volontaria in ospedale, una missione che porta avanti ancora oggi a 93 anni. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura c'è ancora una volta la vicenda di Samira, perché proseguono le ricerche nei confronti del marito Mohamed, che sarebbe in Spagna. Da un'ultima ora sembrerebbe che Barbri Mohamed, il marito, seppure senza parenti a Barcellona, abbia effettuato una telefonata proprio dalla Spagna, o perlomeno con un numero spagnolo. Questo l'aggiornamento dell'ultima ora, ma vediamo i dettagli nel servizio. Sarebbe in fuga in Spagna per arrivare in Marocco. È la nuova pista seguita dai carabinieri che ormai da 2 giorni stanno cercando Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la mamma di Stanghella, scomparsa nel nulla dal 21 ottobre scorso. L'uomo dai primi di dicembre è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della moglie. Nonostante ciò non era sottoposto a nessuna misura restrittiva. La mattina del 31 dicembre ha affidato la figlia di 4 anni alla suocera e alla zia della moglie, arrivate dal Marocco per conoscere la verità su Samira, ed è uscito in bici. Da allora più nessuna traccia, se non quella del suo cellulare, che ha agganciato una cella nel comune di Stanghella lungo la strada statale, e poi è stato spento. Secondo gli investigatori, che hanno subito bloccato il passaporto dell'uomo, Mohamed Barbri sarebbe riuscito ad espatriare, prima in Francia e poi in Spagna, tutte tappe verso il Marocco, suo paese d'origine. Escluse invece le ipotesi di suicidio di una faida familiare. L'uomo infatti si è allontanato in bicicletta e poi potrebbe essere stato aiutato da qualcuno a raggiungere il confine. Intanto la piccola figlia, che da 2 mesi chiede della mamma, è stata affidata alla nonna Malika, la mamma di Samira, arrivata a Stanghella durante il Natale per conoscere la verità. I servizi sociali del comune stanno monitorando la situazione. Sicuramente non ce l'aspettavamo nessuno, infatti anche il giorno prima avevamo parlato, ci eravamo confrontati, perché i servizi sociali del comune sono sempre in contatto con loro. Noi stiamo continuando a monitorare, come abbiamo sempre monitorato la situazione da quando è scomparsa la mamma. In questo momento la bambina è comunque con la nonna, quindi con un parente prossimo di cui se ne sta prendendo cura. Siamo andati anche ieri a controllare, a parlare con la signora. La bambina proseguirà come prima la scuola, c'è anche la comunità di Solesino musulmana che è molto attiva in questo. E sempre sulla vicenda di Samira apprendiamo che per ora non c'è nessun mandato di cattura internazionale nei confronti del marito, ma solo la denuncia di scomparsa fatta per l'appunto dai parenti. Gli inquirenti non escludono che nelle prossime ore Mohamed possa anche ritornare a casa. Da Padova al Veronese, dove un cittadino cinese è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnago dopo essere stato accoltellato dalla moglie connazionale all'interno del bar che la coppia gestisce a Menà, frazione del comune di Castagnaro, al confine tra la Bassa
Veronese e la provincia di Rovigo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, questa notte all'interno del bar è scoppiata una lite violentissima tra i coniugi. La donna ha colpito al ventre il marito con un coltello da cucina con lama da 6 centimetri. Entrambi al momento dell'intervento dei sanitari 118 erano ubriachi. L'uomo non sarebbe più in pericolo di vita. Ed è una storia invece a lieto fine quella che arriva dal Trentino, eroe per un giorno un medico trevigiano, Michele Pagliaro. Questo è il suo racconto. Io penso che qualsiasi genitore, qualsiasi papà, come lo sono anch'io, avrebbe fatto quello che ho provato a fare io. Medico dermatologo al San Camillo di Treviso e padre di famiglia, Michele Pagliaro, romano di origine, è stato protagonista di un salvataggio incredibile sulle piste trentine di Brentonico. Tutto avviene in pochi attimi, non appena sale su questa seggiovia accanto a un bambino veronese di 6 anni. Il bambino di 6 anni, una volta che si è seduto sulla seggiovia da 4 posti, dopo aver chiuso la barra di protezione è scivolato sotto e mi è venuto spontaneamente di afferrarlo per il bavero. In quel momento chiaramente ho cercato anche di allertare le seggiovie gridando, purtroppo non sono riusciti a sentire, allora ho detto dentro di me, non so come, però mi è venuto da pensare al fatto che bisognava tutelare al massimo la vita del bambino. Pagliaro a questo punto fa appello alle sue migliori energie, per 4 interminabili minuti lo trattiene per il bavero della giacca. Quindi ho cercato di tenerlo il più possibile finché non arrivavo al punto più basso, perché ho detto lo lascerò nel punto più basso dove siamo pochi metri, male che va. Avrà una frattura, avrà qualcosa e così è andata, piuttosto che tenerlo fino a su non ce l'avrei fatta. Nel frattempo l'uomo continua a urlare e finalmente qualcuno si accorge di quello che sta succedendo in seggiovia. Poi fortunatamente urlando, e si sente anche dalla voce che ancora purtroppo sono un po' afono, mi hanno sentito dei maestri di sci, quindi nel punto più basso loro si sono avvicinati, io l'ho tenuto e l'ho mollato, in modo tale che poi loro gli hanno fatto con le schiene da cuscinetto. La caduta viene così attutita, immediati soccorsi con il bambino che viene portato in elicottero al Santa Chiara di Trento, dove gli viene riscontrata una frattura alla tibia e al perone sinistri. A Pagliaro arriva il grazie dei genitori del bimbo e appena diffusa la notizia le congratulazioni dei colleghi del San Camillo. Resta un'emozione fortissima. Ancora sono emozionato per la cosa perché sinceramente non ho neanche dormito stanotte, perché comunque dentro ti dà un senso indescrivibile di contentezza e di appagamento. Ed è arrivato il nulla osta alla sepoltura per il bambino di 5 mesi morto per i violenti scossoni della madre. Mercoledì i funerali a Mestrino. Dopo il nulla osta della procura alla sepoltura sono stati fissati i funerali del neonato di appena 5 mesi morto dopo essere stato scosso dalla mamma che lo stava cullando per farlo addormentare. L'addio al piccolo sarà mercoledì 8 gennaio alle 10:30 nella chiesa di San Bartolomeo di Mestrino, il paese dove il bimbo viveva con i genitori e la sorellina di 1 anno e mezzo. Nelle scorse ore era arrivato il via libera della procura, anche se non è ancora stato reso noto l'esito dell'autopsia sul corpicino del neonato, arrivato in ospedale in condizioni disperate lo scorso 21 dicembre e morto dopo 1 settimana di agonia. Non è chiaro dunque se i medici abbiano riscontrato delle lesioni tipiche della sindrome del bambino scosso. I genitori, stravolti del dolore, hanno deciso di donare gli organi del figlioletto, cuore e fegato, che nei giorni scorsi hanno salvato altri 2 piccoli. La mamma è ancora in stato di shock, ci conferma il suo legale. Non ha ancora realizzato quanto è accaduto, una vera tragedia. Ha agito in un momento di blackout, nonostante la sua disperata missione. Forse l'ho cullato troppo forte. La comunità di Mestrino si stringe attorno alla giovane coppia, convinta che la madre non abbia agito volontariamente. Di segno opposto la storia che arriva dal delta del Po, dove è diventata mamma l'infermiera che nell'aprile scorso salvò il piccolo Giorgio, il neonato che era stato abbandonato al cimitero di Rosolina. Aveva fretta di nascere il piccolo Alessandro e così martedì, ultimo giorno dell'anno, è venuto alla luce per la gioia di mamma Giorgia Cavallaro, 35enne di San Martino di Venezia, l'infermiera divenuta famosa il 24 aprile del 2019 quando, durante il turno di servizio con i colleghi dell'ambulanza di Portoviro, salvò la vita al piccolo Giorgio, il bambino abbandonato in fasce davanti al cimitero di Rosolina. E proprio Rosolina ha voluto ricordare quell'episodio dedicando a Giorgio il presepe nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio. A realizzarlo il vice sindaco Daniele Grossato accanto a numerosi volontari del paese. Per Rosolina Gesù Bambino è nato ad aprile del 2019
e con il ritrovamento appunto di questo bambino. E mentre il piccolo Giorgio ha trascorso il suo primo Natale con la sua nuova famiglia, da Rosolina arrivano gli auguri all'infermiera Giorgia, che aveva commosso l'Italia con una lettera aperta al bambino salvato. «Non ho figli, mi piacerebbe adottarti», aveva scritto. 8 mesi dopo, con un po' di anticipo, ecco Alessandro, da qui gli auguri di tutta Rosolina. Occasione anche di fare gli auguri alla neomamma infermiera che quella mattina nell'ambito del suo lavoro si è dedicata a poter salvare Giorgia. A tutti un grande augurio. A Macerata adesso per un dramma per la morte di Silvano Santi, colto da malore dopo aver litigato con il ladro della bici del figlio. Proprio il figlio ci racconta il suo dolore ai nostri microfoni. Io chiedo solamente che una mano chiedo, perché alla fine era una persona per bene. Michael non si dà pace. Quella nata come una disavventura si è presto trasformata in un dramma personale e familiare. È il 31 dicembre quando la sua bici scompare nel nulla e l'amico Ignazio, qualche ora dopo, a riferirgli che autore del gesto potrebbe essere stato un ragazzino del posto di origine marocchina, un minorenne, non nuovo a quel genere di ruberie. È il pomeriggio di mercoledì, il 1 gennaio, quando Ignazio, Michael e il padre Silvano, 64enne, noto in paese anche per essere stato volontario della protezione civile, entrano nella pasticceria in pieno centro a Macerata in via Caccianiga, dove si trova il ragazzino. La bici è parcheggiata all'esterno. Praticamente io ho chiamato Michael dicendogli di arrivare subito, altrimenti non l'avrebbe più vista la bicicletta. Mi ha detto che arrivava subito, io pensavo venisse da solo, no, invece è venuto con suo padre. Sono arrivati, siamo entrati dentro in pasticceria, le hanno detto che queste cose non si fanno, l'hanno minacciato ma senza alzare le mani. Insomma, l'alterco è solo verbale, con il ragazzino che di fatto ammette le sue colpe. Lui non ha detto niente, fissava il padre del mio amico, al mio amico li fissava, non gli diceva niente, ha solamente detto non pensavo fosse tuo. Ignazio, Silvano e Michael escono così dal locale, mentre i due giovani recuperano la bici per caricarla in auto. Silvano, che raccontano fosse molto scosso per l'accaduto, attraversa la strada e si dirige verso il postamat per controllare se la pensione è accreditata. Questione di pochi minuti e i ragazzi vedono che attorno all'uomo ci sono delle persone. Arriva anche il SUEM, ma per il 64enne non c'è più nulla da fare. Dico solo che mi arrivi una mano dal cielo, perché ormai non so cosa più credere. Tutto qui. Disavventura per una pensionata padovana che però ha saputo mettere in fuga il ladro. Sulla carta era la preda perfetta, sola ed anziana. Si è dimostrata però una giustiziera temeraria, mettendo in fuga il rapinatore e difendendo la sua collanina. È successo a Padova, in zona Stanga, giovedì sera. Una signora di 83 anni sente bussare alla porta di casa. Quando la apre si trova davanti un uomo sulla trentina che prima cerca di essere cordiale per distrarla e poi con un veloce scatto le strappa la catenina d'oro che portava al collo. L'arzilla pensionata però non è rimasta a guardare ed ha subito bloccato la mano del malvivente mordendogli un dito. Sanguinante, il bandito ha mollato la presa, lasciando cadere il monile d'oro e dandosi alla fuga. La mordace vecchietta ha quindi chiamato la polizia, che le ha subito prestato i primi soccorsi. L'83enne, seppur provata dalla disavventura, non è rimasta ferita. E dopo il comune di Dolo, anche quello di Mira dice la sua sull'aumento dei pedaggi autostradali, chiedendo un tavolo in regione. Un aggravio di mezzi pesanti sul territorio, un aggravio di manutenzioni sul territorio, quindi costi elevati che i comuni devono attingere dalle loro casse per effettuare i lavori di manutenzione su questo. Oltre all'aumento del pedaggio da 2,80 a 3 euro sul tratto autostradale Padova Est Venezia-Mestre, queste sono le conseguenze nei territori della Riviera del Brenta, Mira e Dolo, che ne risentirebbero pesantemente, essendo l'unico passaggio che permette agli automobilisti di evitare il pagamento così elevato per un tratto di circa 20 km. Rischi veri poi quando si inizia a parlare di ciclabilità, di una pista ciclabile lungo la Riviera del Brenta e quali rischi
chi incorre l'utente più debole della strada, quando ci sono mezzi pesanti sulla strada, che il concorso tra autoveicoli, mezzi pesanti e ciclisti. Non ha senso questo tipo di annulla tutte quante le azioni politiche che l'amministrazione vuole mettere in atto. Diverso è se si percorre il passante di Mestre uscendo a Spinea, perché il pedaggio, anziché aumentare, diminuisce da 1,80 euro a 1,60 euro, anche se aumentano i tempi di percorrenza. Quindi la strada migliore resterebbe sempre la Riviera e i comuni di Dollo e Mira non ci stanno, chiedendo alla Regione di trovare una soluzione. Un tavolo comune con tutti i comuni della Riviera del Brenta assieme alla Regione, dove la Regione prende in considerazione una nuova classificazione delle strade, tentando di individuare un percorso, un tracciato di collegamento tra le opere complementari al Pesante già eseguite, e ne cito due, Catron, Roncoduro e strada statale 11 Burchiello, SP 81 fino al casello autostradale di Oriago. Su questo tentare un collegamento, tentare di creare una circonvallazione al fine di portare tutto il traffico all'esterno dei centri abitati e, perché no, collegandosi con Roncoduro stesso. E c'è una notizia dell'ultima ora arrivata adesso in redazione, perché in tarda mattinata all'ospedale di Treviso è morta una bambina di 11 anni residente a Belluno. La piccola si trovava a San Pietro di Cadore nel Comelico dalla nonna con la propria madre medico quando ha accusato un malore. Trasportata d'urgenza a Treviso, è deceduta verso mezzogiorno per arresto cardiocircolatorio, probabilmente a seguito di un evento cerebrale. E rimaniamo nel bellunese di Riccardo Tacconi, il commercialista milanese di 58 anni scomparso da un anno sul Nevegal. Non si sa più nulla, appello della famiglia sui social. Non una traccia, non un segnale. Riccardo Tacconi è scomparso un anno fa sul Nevegal e di lui non si è più saputo nulla, nonostante l'imponente macchina dei soccorsi abbia setacciato palmo a palmo il colle bellunese. Per domani la famiglia ha ordinato una messa nel santuario della Madonna di Lourdes alle 11:30. Maria Grazia, Lorella, Caterina e Gloria pregheranno e ricorderanno Riccardo e incontreranno i volontari che si sono alternati nelle ricerche. Una funzione sarà celebrata anche a Milano, dove risiede la famiglia Tacconi. Riccardo, commercialista di 58 anni, la mattina del 4 gennaio dello scorso anno indossò la sua tenuta da runner e si avviò per una corsetta lungo i sentieri del Nevegal, dove con la famiglia stava trascorrendo le vacanze. Ma a casa non fece più ritorno e dalle 16 di quello stesso giorno scattò l'allarme. Le ricerche, come mostrano queste immagini tratte dal sito del Corriere delle Alpi, proseguirono per giorni con l'ausilio di cani molecolari e droni, invano. In aprile una nuova battuta nella zona delle Ronce senza risultato alcuno. Riccardo Tacconi venne sicuramente incrociato da due operai del comune che a bordo di un trattore stavano percorrendo la strada sterrata delle Ronce. Agli inquirenti dissero che l'uomo li superò salutandoli e che poco dopo lo incrociarono nuovamente sulla via del ritorno. Agli atti c'è pure la testimonianza di un cronista del Gazzettino che quella mattina incrociò Tacconi sempre nella zona delle Ronce, lungo la strada che dopo pochi chilometri sbuca sul piazzale del Nevegal. La famiglia del 58enne non si è mai rassegnata. Riccardo è qui da qualche parte e prima o poi verrà ritrovato, dice la moglie, che non si dà pace e che lancia un appello a tutti gli escursionisti. Se durante le gite si presta un po' di attenzione, forse potrà capitare di ritrovare Riccardo. La tempesta Vaia ha cambiato letteralmente il profilo dei boschi del Colle Bellunese. Molti sentieri non sono più praticabili. Forse il commercialista potrebbe essersi trovato in difficoltà proprio in una zona impervia, impossibilitato a farsi notare e a chiedere aiuto. Per noi adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per andare a Favaro Veneto, dove anche quest'anno il presepe in centro ha subito atti vandalici. La statua di Maria è stata completamente frantumata. Gesù bambino è uno dei re magi portati via. Il presepe della chiesa di San Leopoldo a Favaro Veneto è stato preso di mira dai vandali ancora una volta. È successo durante la notte di Capodanno e questa volta con più danni rispetto a 2 anni fa, quando ad essere preso di mira è stato invece il presepe di Piazza Pastrello. Esprimo la mia solidarietà piena alla parrocchia di San Leopoldo. E poi questi gesti ovviamente vengono condannati e sono stati attenzionati all'autorità giudiziaria, ai carabinieri, perché vengono individuati i responsabili. Riteniamo che siano gesti
gravi, violenti, che soprattutto in questo periodo dell'anno non devono accadere. Io spero che non avvengano con coscienza e volontà, perché altrimenti sarebbero ancora più gravi, dal momento che sono atti di offesa sia nei confronti della nostra cittadinanza, ma anche nei confronti della religione, della cristianità, perché il presepio rappresenta le nostre tradizioni e noi siamo molto contenti che ci siano presepi all'interno del nostro territorio, davanti alle chiese, nelle piazze, perché contribuiscono appunto a tenere vive le nostre tradizioni. Di Gesù bambino, sostituito poi con un bambolotto e del Re Maggio, non c'è traccia, mentre la statua di Maria è stata rinvenuta in 1000 pezzi poco più avanti. La notizia ha fatto il giro di Favaro in breve tempo e sui social i commenti non si sono fatti attendere. È stata avviata anche una raccolta fondi. Su Facebook, alla quale si può aderire, anzi io stesso invito tutti ad aderire. Ringrazio i cittadini che si sono spesi per raccogliere appunto fondi per restituire al presepio della chiesa di San Leopoldo la Madonna, Gesù Bambino e il Re Maggio. E spero anche che vengano individuati i responsabili, come sono stati individuati anche i responsabili che hanno distrutto le palle dell'albero in piazza Pastrello. Non vogliamo sicuramente darla vinta ai vandali, perché la nostra appartenenza alla comunità, il presepio che è simbolo delle nostre tradizioni, la vinceranno su qualsiasi atto vandalico e su qualsiasi cosa violenta che coinvolga appunto i simboli del nostro territorio. Un enorme cinghiale è stato avvistato in zona Mogliano-Veneto, passeggiava in tutta tranquillità. Attimi di paura giovedì pomeriggio per un grosso cinghiale nero avvistato nelle campagne tra Marocco di Mogliano Veneto e Mestre, poco distante dal ristorante Alcason. Le foto pubblicate sulla pagina Facebook 6 di Mogliano Veneto Se sono state scattate proprio da un moglianese che stava attraversando la zona in auto. Fermatosi tra via Parolari e via Rio Moro, ha immortalato il cinghiale mentre usciva da un terreno agricolo e attraversava la strada in tutta calma, da un lato all'altro della carreggiata. Secondo quanto riferisce la polizia locale, non risultano nella zona precedenti avvistamenti di questo genere. Il comune di Mogliano comunque raccomanda la massima prudenza. E ora la storia di una signora di Este nel Padovano, guarita dal cancro, ha deciso di diventare volontaria in ospedale a 93 anni. Nel video la vediamo ballare scatenata come una ventenne. La signora Migna di anni invece ne ha 93. Qui sta ballando durante una festa del reparto di oncologia dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, il reparto dove Migna fa volontariato. La sua storia è incredibile. Quando aveva 74 anni, Migna Moro di Este si ammala di cancro al seno. Dopo le cure è guarita e ha deciso di dedicare il suo tempo alla cura degli altri, di altri malati che come lei hanno affrontato o stanno affrontando un tumore. Oggi Migna, alla veneranda età di 93 anni, dispensa consigli. La prevenzione è fondamentale, ripete a tutti, fa parte di un'associazione Riprogettare la Vita e va in giro nei comuni della Bassa Padovana per informare e sensibilizzare ai controlli. Fa anche volantinaggio in bicicletta. Ex tennista, ex sciatrice, una vita da sportivo. La sua famiglia però è stata segnata dalla malattia. 5 dei suoi 7 fratelli sono morti di cancro e anche lei ha avuto un tumore e così ha deciso di portare un sorriso ai pazienti oncologici dell'ospedale di Monselice, a cui fa visita quasi ogni giorno. Questa sera 20:10 si parlerà di Panevin in studio con Lucio Zanato, ci saranno Domenico Presti, sindaco di Arcade, il comune con il principale Panevin della Marca e Roberto Grigoletto, consigliere del Partito Democratico a Treviso. E ora lo spazio dedicato ai vostri presepi. Questa sera, prima di lasciarci al meteo, un tris con i presepi di Bruno Alex Commin di Asolo, Loris Buso di Salgareda e Luigi Mazzon di Maserata. Buona serata. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel.
passati al meteo. Condizioni di alta pressione, dunque assenza di precipitazioni che persiste dal 23 dicembre e temperature significativamente oltre la media del periodo in alta montagna. Vediamo il dettaglio di sabato 4 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto. Saranno possibili solamente foschie o nebbie sulle pianure, specie al mattino, e poi in nuova formazione durante la serata. Sarà comunque asciutto dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra -4 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, sarà soleggiato solo con qualche addensamento sulle zone costiere. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece sui 10-11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere un po' su tutti i settori, il cielo sarà sereno, al massimo velato. Temperature minime fino a -1 grado, massime intorno a 11-12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.